farlo. Questa non è una partita dove se perdi puoi rigiocare, questa non è un'iniziativa dove si deve fare bella figura. Qui ci stiamo a giocare al futuro, ragazzi, credo che su questo ne siamo tutti consapevoli. Qui stiamo facendo la storia del nostro paese. Se la storia di questo paese la faremo noi, i nostri figli o i nostri pronipoti, forse fra 100 anni scriveranno quello che abbiamo fatto e allora vuol dire che abbiamo salvato l'Italia. Se non lo scriveranno loro e lo scriveranno sti figli di puttana, noi saremo meno di una colonia. Forse saremo fortunati se siamo una colonia. Beh, a questo punto i patti, accordi fatti da questi usurpatori, da questi banditi, io credo che non ci debba fregare più niente a nessuno. Gli accordi li facciamo noi, popolo italiano, li facciamo tra noi e faremo rispettare la nostra volontà. C'è un baluardo che si chiama Costituzione? Ebbene, ci muoveremo come dice quel baluardo. E lì c'è scritto che le nostre sovranità, le nostre autonomie stanno scritte là sopra. È vero, non ce l'hanno mai date, ma non ce le siamo manco mai prese. Ma noi siamo in questa situazione perché noi come cittadini siamo stati sempre bravi? Siamo coscienti che al punto in cui siamo è anche colpa nostra? E soprattutto colpa nostra? Di questo ne siamo coscienti?